Buongiorno, due comunicazioni di servizio. Ieri sono stati ritrovati una clip per degli occhiali da sole. Qualora qualcuno di voi l'avesse persa, può rivolgersi al banchetto qua all'ingresso. Mentre per la seconda comunicazione di servizio, qualche abitué del festival sa già che in questo momento tutte le sedie che sono state momentaneamente occupate dovranno essere liberate. Grazie per la collaborazione. Salve a tutti, ringraziamo le ragazze del Conservatorio di Sassari, il trio Risanel, erano Aurora Bellu al flauto, Sara Becco sempre al flauto e Daniela Sirigo al fagotto. Le rivedrete, bravissime, le rivedrete alle 16 all'appuntamento del reading. Adesso proseguiamo le letture di oggi che sono l'omaggio a Michela Murgia, cara amica del festival, e Maria Loi, l'attrice che leggerà la seconda lettura da Tre ciotole. Buon ascolto. Lasciamo finire le campane. Succede così, prima che legga suonano le campane. Io lo prendo come una bella cosa. Soffriva di cuore, sa? Lei non era ancora parroco qui, ma quando era più giovane mio marito ebbe un infarto e il cardiologo si raccomandò che evitasse le occasioni di preoccupazione e le emozioni troppo forti. Sembra facile a dirsi, ma era un tifoso di calcio, un matto per il pallone. Non so se lei è uno che ci tiene a queste cose, ma gli uomini a cui piace il calcio sono persone che quando gioca la loro squadra non capiscono più niente. Mio marito tifava la Juventus con tutto il cuore e se uno di cuore ce l'ha delicato, non è una bella pratica metterlo alla prova ogni settimana. Farlo smettere di guardare il calcio era fuori discussione, non mi avrebbe mai ascoltata. Seguire le partite lo rendeva troppo felice. Se era a casa guardava il campionato in televisione, se era fuori si arrangiava con la radiolina portatile, ma non ha mai saltato un incontro. Io ero terrorizzata, soprattutto dai rigori, e a ogni fischio dell'arbitro temevo che stramazzasse fulminato sul divano, ma non potevo fare niente per impedirgli di vedere le telecronache. Così mi ero inventata una cosa che almeno riduceva un po' il danno. Il mercoledì di campionato gli cucinavo dei pesciolini di paranza in brodo. Gli piacevano moltissimo, specialmente le triglie di scoglio, e si prestavano bene alle mie intenzioni perché sono pesci maledetti. È impossibile mangiarli senza usare la massima attenzione. Se sono piccoli hanno più spine che polpa. Così, per non restare strozzato da una lisca, mio marito era costretto a dividere l'attenzione tra la partita e il piatto. Questo, lei capisce, riduceva di molto la possibilità che gli venisse un infarto per un'azione improvvisa. Naturalmente si arrabbiava che gli cucinassi cibi impegnativi di mercoledì, però era un uomo senza malizie. Non ha mai capito che non era una coincidenza.
con mio marito bisognava fare così, Monsignore, perché non c'era verso di fargli cambiare idea, di farlo ragionare. Per questo, con mio marito ho scelto di coltivare alcune debolezze, come la storia di non prendere la patente. Non solo non me ne sono mai pentita, ma feci la stessa cosa quando, dopo 5 anni di matrimonio, fu chiaro che i figli del modo tradizionale non sarebbero arrivati. Mi venne il dubbio che fosse una tara della famiglia di mio marito. Anche sua sorella, quella che fa la governante in casa dell'ex mandante del poligono, non aveva avuto figli. Certo, avremmo potuto fare le analisi per assicurarcene, capire dove stava il problema. Allora c'erano già qualche tecnica che avrebbe potuto esserci d'aiuto, ma io non mi sono detta: e se facciamo le analisi e viene fuori che è davvero per colpa sua? Che ha il seme debole e non può generare? Che danno gli faccio? Non sempre la verità è la scelta migliore quando si vuole bene a qualcuno. Di sicuro non si può dare a un uomo un peso simile e aspettarsi che cammini ancora per strada a testa alta. A me non è costato molto dire che ero io a non poter avere figli. Ho avuto spesso solidarietà, nessuno mi ha giudicata e anche certe mezze frasi alla fine hanno smesso di fare male. Era una questione di ruoli, Monsignore. La coppia è un castello di carte. Non si può improvvisare niente. Se ciascuno fa quello che deve senza cercare di vincere sull'altro, allora forse si arriva alle nozze d'oro stimandosi come abbiamo fatto noi. Certo, bisogna dire che anche lui sapeva stare al suo posto. Non ricordo che in casa abbia mai aperto i mobili delle pentole, né aveva idea in quale cassetto fossero le sue mutande. Lui si fidava di me più che di se stesso. Si dice sempre che bisogna stare attenti alle cose per cui si prega, perché a volte si avverano. Potrebbe essere che in qualche modo quello che è successo dipenda dal fatto che io l'ho sperato? Non lo so. Però da una settimana non dormo bene pensando a questo. Forse la dovrei superare in qualche modo, ma non mi viene in mente come. Eppure non ho agito impulsivamente, Monsignore. Io e mio marito abbiamo parlato spesso di cosa avremmo fatto se fosse arrivato il momento di scegliere l'una per l'altro. Ne cominciammo a parlare tanti anni fa, quando ci fu il caso di quell'uomo, se lo ricorda? Che poi fece tutta quella lotta per farsi staccare la spina. Io sono contraria all'eutanasia, per carità, Lei lo sa. Non sarei mai capace di farlo, è una faccenda troppo grossa, assumersi la responsabilità di spegnere una vita. Chi lo conosce il mistero dell'anima di qualcuno, cosa pensa quando non può più parlare, cosa veramente desidera e se ancora ha dei ricordi nella testa che gli rendono la vita bella. Ma finirci attaccati, Monsignore, dico attaccati a una macchina per sopravvivere, Monsignore, quello è un altro discorso. Quello non lo ha voluto per sé nemmeno il Papa. Infatti rimasi impressionata del fatto di un'intervista della moglie di quell'uomo, si ricorda, abbia detto che quando gli diagnosticarono la malattia fecero d'accordo che al momento della crisi cruciale lei avrebbe dovuto impedire che venisse attaccata al respiratore. Così funziona in Italia. Puoi rifiutare una cura vitale ma solo all'inizio, perché se l'accetti poi non la puoi più interrompere. La moglie disse di sì, ma al dunque quando lui ebbe la crisi per cui serviva l'intubazione non ebbe il cuore di prendere la decisione concordata e lasciò che fosse attaccato al ventilatore. Lo capisco, che uno all'ultimo momento può avere uno scrupolo. E infatti ci sono voluti anni perché riuscisse a morire quel pover'uomo. Io mi sono dimostrata più affidabile. Ho passato la vita a fare scelte per il bene di mio marito e alla fine non è stato diverso. Lei capisce, Monsignore, che non si poteva lasciare che le cose andassero come dicevano i dottori, che quando ti dicono che c'è speranza, che la medicina fa ogni giorno passi da gigante, poi alla fine rimani 17 anni in attesa di una cura che non arriverà mai, come andò con quell'altra ragazza. Però, Monsignore, non so perché, io continuo a pensarci. Non mi sembra in coscienza di aver sbagliato, ma nel caso lei capisce. Sono qui per farmi perdonare. Ciao Michela, ovunque tu sia.
Ringraziamo Maria Loi, poi nel corso della giornata avrete modo di seguire le altre letture durante gli altri incontri. Ecco, adesso iniziamo con il secondo appuntamento di Mezzogiorno di Fuoco. Il secondo appuntamento è affidato ancora a Eugenio Cau, giornalista del Post. Vi suggerisco di sentire il podcast di cui è autore, Globo, se siete interessati a sentire la voce e riflettere su quello che succede nel mondo attuale. E del mondo attuale parliamo anche oggi ci spostiamo dall'Iran in Ucraina e il titolo dell'incontro che abbiamo voluto dare è Raccontare la guerra, i fatti e la forza delle storie, perché verranno raccontati. Eugenio dialogherà insieme a Marta Serafini e a Yarina Krushna. Buon ascolto. Buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie mille per essere qui. Io sono Eugenio Cau, qui con me sul palco ci sono Marta Serafini, giornalista del Corriere della Sera, esperta di aree di conflitto, soprattutto Ucraina, la guerra in Ucraina, e autrice di Brevissima storia del conflitto fra Russia e Ucraina dal 2014 a oggi, che è un libro che fa quello che promette. È un libro asciuttissimo ed essenziale, ma essenziale nel senso che va all'essenza della questione e che racconta con una categorizzazione geografica interessante. Poi ci arriveremo che cosa è e che cosa è stato il conflitto finora. E saluto anche Yarina Krushna, docente di lingua e letteratura ucraina all'Università di Milano e autrice di L'Album Blu, che invece è un romanzo autobiografico, possiamo definirlo così, in cui, diciamo, la storia della protagonista del libro e la storia di Yarina si intrecciano in maniera molto stretta con la storia dell'Ucraina e arriveremo a capire il perché. Vorrei cominciare proprio con Yarina. Dicevamo che appunto la tua storia è la storia della protagonista di questo libro. C'è una strana sovrapposizione, nel senso che nel libro di Yarina tante cose vengono dalla sua autobiografia, tante cose invece sono romanzate, ed è anche un piccolo gioco, soprattutto per chi magari la conosce, capire cosa è cosa, diciamo così. Però diciamo che sia tu, sia la tua protagonista siete nate nella primavera del 1986. E cosa è successo in Ucraina nella primavera del 1986? Lo sappiamo tutti, l'incidente alla centrale di Chernobyl, che in realtà in maniera corretta ucraina si dovrebbe dire Chernobyl. È un po' l'evento che ha dato il via alla storia contemporanea dell'Ucraina e anche alla tua, per cui vorrei chiederti se ce la racconti. Buongiorno a tutti. Ringrazio subito il Festival per questo invito e vorrei anche ringraziare per questo programma che ho trovato non soltanto interessante per voi ascoltatori, ma anche per noi autori, perché anche noi abbiamo conosciuto autori nuovi, e per me che provengo dall'Ucraina è stato prezioso conoscere gli autori diciamo del mio vicinato, dalla Polonia e dalla Slovacchia. Arrivo a rispondere alla tua domanda. Il romanzo, tutta la narrazione, infatti parte dagli eventi di primavera dell'86 di Chernobyl, e in questo caso la mia storia e la storia della protagonista coincidono. E io nasco a luglio dell'86, nasco sfollata perché i miei genitori scappano dalla regione
in preda alle radiazioni. I miei genitori non sapevano assolutamente nulla cosa era successo a 30 chilometri da casa loro, perché i giornali non ne parlavano, la TV non ne parlava, e l'unica salvezza era la gente che parlava tra di loro. E insomma, vivere sotto un regime come era quello sovietico era saper soltanto contare su se stessi o sulle persone di cui potevi fidarti. E quindi loro sono riusciti a scappare dalla regione, che tra l'altro era chiusa, era circondata dai militari, perché i sovietici non volevano far uscire le informazioni e volevano nascondere la tragedia da tutto il mondo. Meno male che non sono riusciti. Però mi sono sempre chiesta, e se ci fossero riusciti? Perché io sono nata in un posto diverso, ma in un posto che non è stato registrato nel mio certificato di nascita. Nel mio certificato di nascita c'è scritto che sono nata proprio lì, nella regione di Chernobyl, nel luglio di 86. E se noi non avessimo avuto le informazioni accurate di quello che era successo a Chernobyl, forse il mio certificato di nascita non vi avrebbe raccontato quella storia dello sfolamento e delle ragioni di questo sfolamento. E essendo nata sia io che la protagonista sfollate, diciamo, nasce questo sentimento di una casa itineraria, di una casa che non si capisce che cos'è la casa, visto che non nasci nella tua casa. E per tutto il romanzo la protagonista cercherà la sua casa, cercherà a rispondere che cos'è la casa, dove si trova, e arriverà diciamo alle sue conclusioni alla fine di romanzo, che non voglio assolutamente spolverarvi. Un po' la storia della protagonista e la mia, diciamo, differenza in un fatto che nel 95 io divento la bambina di Chernobyl, e forse tanti di loro conoscono questi progetti che facevano venire i bambini delle regioni contaminate in Italia, e io arrivo in Trentino, che oggi, essendo a Gavoi, mi assomiglia un po' come ambientazione, quindi mi sento un po' anche a casa, perché considero Trentino anche la mia casa. E la cosa che mi ha sorpreso molto, che quando sono arrivata in Italia per la prima volta, gli italiani attorno a me avevano tutti la loro storia su cosa facevano esattamente il 26 aprile 1986. Si ricordavano cosa avevano fatto, dove erano state, poi ricordavano il governo che poi gli aveva detto di non bere il latte, di non mangiare l'insalata, di chiudere le finestre, di magari non far passare i bambini troppo tempo all'aria. E a me questa cura verso la persona mi ha stupito, perché io sono nata sfollata, però ero io di quella regione, e nessuno ha preso cura di me, nessuno si è preoccupato dei miei genitori, dei miei nonni e di tutti intorno. Ed è questa la differenza di vivere in un paese come l'Italia, in un paese che considero comunque un paese democratico, con tutte le, diciamo, difficoltà che si rappresentano oggigiorno, e la differenza di vivere in un paese sotto regime. Marta Serafini, tu sei una giornalista, ti occupi appunto di aree di conflitto. Negli ultimi anni hai viaggiato tantissimo in Ucraina, peraltro ieri sera a cena ci raccontavi che in questo momento sei in ferie, ma che poi fra 2 settimane devi già ripartire per l'Ucraina. Hai visto il paese cambiare, hai visto il paese essere gettato nell'orrore dell'invasione russa. Volevo chiederti, quando è stato il momento in cui hai capito in un certo senso che l'Ucraina sarebbe diventata una parte importante della tua vita e di conseguenza anche delle nostre vite, nel senso che stiamo parlando di uno degli eventi storici più importanti di questo secolo, però la tua esperienza personale. Grazie innanzitutto, grazie a tutte e a tutti per essere qui, e grazie a voi per l'accoglienza. Io sono partita per l'Ucraina subito dopo, insomma, l'inizio dell'invasione, quindi sarà stato il 26 febbraio, era il 26 febbraio,
senza sapere assolutamente dove stavo andando, senza sapere niente dell'Ucraina, senza conoscere quasi nulla anche della storia di quell'area, perché mi ero occupata fino a quel punto per lo più di Medio Oriente, di conflitti in Medio Oriente, terrorismo islamico, jihadismo, Iraq, Siria, quindi sono partita davvero buttando 4 cose nello zaino senza sapere assolutamente quanto tempo sarei stata, e il primo giro è durato 99 giorni, un periodo lungo, insomma, perché in genere non si sta fuori così tanto. Mi sono resa conto, innanzitutto i primi giorni a ovest, quindi entrando da Leopoli, dalla porta della guerra, vedendo i treni pieni di persone che fuggivano, tanti poi sono tornati, tanti sfollati. Mi sono col freddo, con la neve, sentire suonare le sirene e poi dopo vedere i cavalli di Frisia, vedere il filo spinato, entrare in una trincea, trincee costruite con il legno. Erano tutte immagini che avevo sentito nel racconto dei miei nonni della Seconda Guerra Mondiale, che mai avrei pensato di raccontare. Avevo raccontato la guerra in un altro modo, in un altro mondo, in un mondo che consideravo anche molto più lontano dal mio, dal nostro. E invece quasi subito mi sono resa conto che quella era la guerra di casa nostra anche, non era solo una guerra altrove. Poi le guerre ci riguardano tutti ovviamente, ci sono il Mediterraneo anche, sicuramente quindi anche il Medio Oriente, però mi sono resa conto alla stazione di Leopoli, guardando proprio i treni partire e inevitabilmente mi sono tornata alla memoria tutta una serie di immagini che avevo sentito nei racconti, visto nei film. Poi la guerra nel corso dei 4 anni e mezzo è cambiata molto. All'inizio appunto era una guerra, poi magari ne parleremo, era una guerra di trincea, una guerra fatta dagli ucraini che difendevano casa davvero senza avere quasi nulla, con pochissimi mezzi. Poi nel corso degli anni è diventata una guerra, da guerra di trincea, di prima linea, seconda linea, terza linea, tradizionale proprio con combattimenti di campo tradizionali, è diventata una guerra completamente diversa perché sono subentrati i droni e quindi il contesto è cambiato, poi magari vedremo come, ma la guerra è diventata, come dire, è entrata anche a livello visivo nell'immaginario di tutti quanti noi, non solo in Ucraina ma anche su altri scenari. Ma credo che in qualche modo, quando ripenso, ne parlavamo anche prima, a quello che è successo a Bucha, a quello che è successo a Mariupol è stato uno degli assedi più feroci della nostra storia, in qualche modo l'abbiamo già rimosso, l'abbiamo già dimenticato e questo mi dà da pensare, perché alla fine sono passati tanti anni, perché sono 4 anni e mezzo, il conflitto in Ucraina è il più lungo dalla Prima Guerra Mondiale e è il fronte più esteso dalla Seconda Guerra Mondiale, con migliaia di chilometri. Ma nonostante questo, forse per ragioni legate appunto anche all'informazione, al modo in cui facciamo informazione, va talmente tutto veloce che rimuoviamo tutti dei passaggi. La ragione anche per cui ho sentito la necessità di scrivere questo piccolo saggio era anche per cercare di riavvolgere il nastro, per cercare che non andassero persi poi dei passaggi degli ultimi anni, ma anche in qualche modo cercare di capire come eravamo arrivati a quel 2022, come eravamo arrivati a quel giorno in cui è scoppiata la guerra, in cui la guerra è entrata nelle nostre vite. Per me poi personalmente ovviamente ha significato, io ho trascorso degli ultimi 4 anni e mezzo, metà del mio tempo tra Russia e Medio Oriente, quindi in qualche modo oso dire anche che l'Ucraina per certi versi è diventata anche in parte casa, ma appunto anche il tentativo di andare a cercare di capire come ci eravamo arrivati e quindi di riavvolgere il nastro e di raccontare anche, partendo da Maidan, partendo da un luogo dove in qualche modo gli ucraini hanno anche determinato il loro destino e hanno detto: noi vogliamo essere Europa, noi vogliamo essere Occidente, noi non vogliamo la Russia. Quindi partendo anche da quel luogo e poi geograficamente, idealmente, poi tornandoci in Maidan. Sì, la questione della memoria è molto presente in entrambi i libri. Marta vi ha già spiegato il perché del suo. Il libro di Irina invece si chiama L'album blu,
e l'album blu è proprio un oggetto fisico, è un album di fotografie che viene sfogliato nel corso del libro e che racconta la storia della protagonista e dell'Ucraina. Ed è anche per questo che è interessante raccontare assieme questi due libri, perché sono un po' come le due metà di un'albicocca. L'uno racconta l'Ucraina attraverso il linguaggio del giornalismo e l'altro attraverso il linguaggio della narrazione più letteraria. Irina, a proposito anche di memoria, il tuo libro racconta la storia di una generazione, che è la generazione dei millennial, quelli che hanno la tua età, peraltro anche la mia, cioè persone nate alla fine degli anni '80 che magari hanno visto Chernobyl, hanno visto l'indipendenza ucraina, la rivoluzione del 2004, quella del 2014, l'invasione su larga scala della Russia e così via. Ora non possiamo ovviamente ripercorrere questi punti uno per uno, però, come dire, leggendo il tuo libro mi sono anche trovato a pensare che la nostra generazione in Ucraina è una generazione attraversata dalla storia, molto più di quanto non lo sia la stessa generazione in Italia. Cioè io sono nato quando ancora la storia era considerata finita. Ci ricordiamo, no? Fukuyama che disse con il crollo del muro di Berlino è finita la storia. Poi questa cosa è stata anche molto male interpretata. Questo era valido per me in Italia. Per te non lo è mai stato, no? Cosa significa essere attraversati dalla storia? Grazie per la domanda. In effetti il mio libro, anche come quello di Marta, cerca di spiegare come siamo arrivati al 24 febbraio 2022 e quello di Marta parte dal 2014, il mio invece parte da molto più lontano, parte dalla generazione dei bisnonni, parte dagli anni 30. Quando nel 1937, in questo periodo storico che si chiamano le purghe staliniane, viene arrestato e poi scompare, non si sa, la traccia del bisnonno della protagonista. E io volevo dare al lettore italiano e al lettore europeo una spiegazione alle scelte che hanno fatto gli ucraini il 24 febbraio 2022 e nel libro vedete 4 protagonisti, 4 amici, millennial, che scelte fanno. E volevo raccontare il perché di queste scelte. E il perché di queste scelte passa attraverso la storia delle famiglie. La storia delle famiglie, che ogni famiglia ha il suo album delle fotografie, in questo caso il mio era l'album blu, e la storia della famiglia che, come dici tu, è attraversata dalla storia del paese dell'Ucraina. La nuova generazione degli ucraini, che, come hai detto tu, nasce a metà degli anni '80, vede arrivare l'indipendenza dell'Ucraina nel 91, quindi va a scuola nell'Ucraina indipendente, eredita un groviglio di storia tra l'impero russo, l'Unione Sovietica e poi l'Ucraina indipendente. Questa nuova generazione cerca di fare i conti con il passato, ma anche cerca di vivere il presente. E il presente di questa generazione, come hai detto tu, non è un presente facile, perché già all'età giovane, nel 2004, essendo soltanto studenti universitari, questa generazione scende in piazza contro i brogli elettorali, perché vogliono avere un futuro in Europa, vogliono vivere in un paese democratico, non vogliono vivere in un paese dove le elezioni possono essere rubate. E studiando anche le lingue straniere, perché qui la protagonista studia le lingue straniere e qui insomma nasce sin dall'infanzia un forte amore, forte passione per l'Italia, si domanda anche il perché di studiare le lingue straniere, se di nuovo davanti ai tuoi occhi possa cadere un'altra cortina di ferro. E quindi per non far succedere, per far aprire i confini tra l'Europa e l'Ucraina, la giovane generazione scende in piazza nel 2004 e poi 9 anni dopo si ritrova di nuovo in piazza nel 2013 e 2014
nel Maidan di cui parlava Marta e da cui parte il libro di Marta, a richiedere quasi le stesse cose. E infatti il libro potrebbe essere letto come un libro di storia, perché comunque gli eventi descritti qua li ho vissuti in prima persona e quindi sono testimone diretta di questi eventi. E poi tra 14 e 22 c'è una parte di questi anni quando l'invasione russa, la ibrida invasione russa, perché la Crimea vengono occupate le parti della regione all'est dell'Ucraina, nel mondo non viene passata come l'aggressione russa, però quello che succede il 24 febbraio 2022 non arriva dal nulla e non accade dal nulla, e quindi anche questo volevo spiegare. E quindi questa generazione cerca di ritagliarsi un futuro, di ritrovare un futuro all'interno di quest'Ucraina difficile, ma allo stesso tempo ci sono le storie di amicizia, di amore, la storia di famiglie, di grande aspirazione, e cercano anche in parallelo di vivere una loro vita normale, di avere la stessa, diciamo, fare le stesse cose che fa anche la gioventù in Italia. Qui c'è anche un viaggio quando la protagonista scopre per la prima volta l'Europa e lo scopre a Praga in Cechia, e quindi c'è tutta questa voglia di essere giovani normali come lo erano i giovani in Italia o delle altre parti dell'Europa. Invece essere giovani ucraini era diverso ed era molto, molto difficile, perché comunque anche oggi per essere un giovane in Ucraina la prima cosa che devi fare, devi sopravvivere. Marta, il tuo libro è una storia compatta ed essenziale, come dicevamo prima, della guerra in Ucraina, che è strutturato in una maniera interessante, perché anziché essere strutturato in maniera cronologica, è strutturato in maniera geografica. Cioè tu vai di città in città, di regione in regione, e in questo modo racconti il conflitto. Vorrei chiederti, secondo te, qual è in questo momento, tra quelle che racconti, la città o la regione più rappresentativa? Sì, è difficile, è come chiedere di scegliere se vuoi più bene a un amico o un'amica, è complicato sceglierne una. In realtà la città a cui sono più legata c'è di meno nel libro, ed è Mykolaiv. Mykolaiv è stata la prima città dove di fatto ho vissuto l'assedio in qualche modo. Il fatto di vivere senza acqua, il fatto di vivere senza elettricità, i primi bombardamenti pesanti di notte, io li ho vissuti lì. Quindi per me Mykolaiv è un po' il battesimo del fuoco in Ucraina, e quindi ci sono legata. Ci sono legata anche perché è una città con un'anima che rappresenta bene, secondo me, il paese. Io in Ucraina ho imparato il significato della parola fatica, l'ho imparato dagli ucraini, davvero. Della parola fatica e della parola dignità anche, che guarda caso poi era il nome della rivoluzione. E la capacità di restare appunto saldi anche sotto il fuoco, anche nella tempesta, di tenere fermo il tuo obiettivo, cioè il tuo obiettivo di difendere casa. Questo Mykolaiv l'ha fatto. Mykolaiv ha difeso se stessa, ha difeso anche, in qualche modo è stata anche bombardata, perché era legata anche veniva utilizzata come base anche per Mariupol, e soprattutto Putin mirava Mykolaiv perché mirava Odessa, quindi alla regina del Mar Nero. Quindi in qualche modo Mykolaiv, che poi è la città, se non sbaglio, fondata da Potjomkin come porto, come cantiere navale di Odessa, e quindi è la retrovia, e quindi in qualche modo ricorda anche Belfast come anima, una città dove appunto chi si sporca le mani, chi combatte, che fa fatica, dove si beve, dove c'è la droga per sopravvivere. Quindi è una città con un'anima che sento, come dire, che ho subito con cui sono entrata subito in empatia forte.
È una città che poi si riprende e che inizia a ricostruire anche se la guerra non è finita. Quindi la scelgo perché rappresenta anche proprio questo senso del andare avanti nonostante la guerra, cioè andare avanti e si continua a vivere a maggior ragione perché c'è la guerra, e questo credo che valga in tutti gli scenari. Questo l'ho visto davvero ovunque, come anche la cosa più piccola diventa importantissima, ha molto più valore, proprio perché hai fatto più fatica a conquistarla, proprio perché banalmente fare una doccia era diventato un lusso, poter lavare le lenzuola a Mykolaiv per mesi è stato un lusso. E in qualche modo, insomma, Mykolaiv ha rappresentato questo, mentre invece Odessa era, come dire, il porto più sicuro, no? Dove tornavamo il weekend appunto a riposare, a lavarci. Quindi devo dire, per me resta forse la città a cui sono più legata, più affezionata. Poi ovviamente in questo momento se devi guardare a quello che succede in Ucraina, guardi alla capitale, guardi a Kiev ovviamente, che è costantemente ancora sotto bombardamento, che viene colpita, però siamo in una fase diversa ovviamente della guerra. Totalizzante. Mentre invece, magari anche dai racconti dei nostri genitori, dei nostri nonni, bisnonni, durante la seconda guerra mondiale, anche durante la guerra la vita può andare avanti, no? Ci si innamora, si prepara il pranzo, si va anche a lavorare. E quindi, Jarina, vorrei chiederti questo elemento qui, cioè in che modo l'Ucraina vive la straordinarietà e la brutalità della guerra e la necessità di portare avanti una vita normale. Direi che per i primi 4-5 mesi gli ucraini erano impietriti e diciamo bloccati. Io sono venuta per la prima volta ad agosto del 2022, già dopo, quando io provengo dalla regione di Kiev, di Chernobyl, dove ancora vivono i miei genitori, e arrivando lì ad agosto ho visto il paese che mi sembrava che faceva fatica di respirare, che erano tutti che aspettavano e che hanno buttato tutte le forze per resistere. Poi la guerra è andata avanti perché si è concentrata solo praticamente sul fronte dell'est. Adesso la situazione dopo 4 anni è ancora più diversa. E quindi piano piano l'Ucraina comincia a, io non dico riprendersi, però forse la parola giusta è reinventarsi, perché comunque il tempo va avanti, i figli crescono, devono andare a scuola, quindi è stato organizzato l'anno scolastico diversamente, quando ci sono le sirene i bambini scendono nei rifugi, le lezioni vengono interrotte. Addirittura quando c'è, perché mia madre insegna in un liceo, quando c'è una sirena attiva già dalla mattina, rimangono a casa e fanno l'insegnamento a distanza. Quindi ci si reinventa, perché ci sono i bambini che sono nati nel 22, nel 23, nel 24, la vita sta andando avanti, c'è anche il paese da mandare avanti dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale,
e le stesse università, le stessi progetti sociali che devono comunque garantire il minimo della sopravvivenza del paese. E ovviamente in queste fasi, perché adesso per esempio l'ultimo anno, soprattutto nella capitale di Kiev, è diventato molto difficile perché la Russia si è accanita contro la capitale, perché è lì dove vengono prese le decisioni, quindi pensa che bombardandola la gente scendesse in piazza per costringere il presidente di capitolare, invece quello che vediamo ancora andare avanti è che la Russia non ha mai capito niente sull'Ucraina, che più premi, più ottieni resistenza e più li fai arrabbiare e più resistono, e quindi anche questa strategia di bombardare Kiev significa che gli ucraini diventeranno ancora più ostinati nel resistere. E quindi la vita nella capitale sembra una vita normale, però poi ci sono quelle cose come i droni che vedi abbattere sopra la tua testa, le notti che passi nel rifugio antiaereo. Pochi giorni fa è stato fatto, Kiev è stata bombardata, forse ha subito l'attacco più feroce di tutti i 4 anni. Ci sono più di 30 persone morte perché c'è stata una casa che è crollata, un edificio a multipiani che è crollato completamente. Kiev ha attraversato un inverno pesante perché la Russia si è accanita contro il sistema energetico in autunno, e quindi lasciando una città di quasi 3 milioni di abitanti, tra anche gli sfollati che adesso sono venuti dalle altre zone, senza l'acqua calda, senza il riscaldamento, con meno 22. E immaginiamo un palazzo di 22 piani al 22esimo piano senza acqua corrente. Insomma, è stato molto difficile, un po' quelle cose che descrive Marta, che fare la doccia diventa una piccola gioia della vita. E in effetti in queste situazioni forse in questa resistenza, sotto l'aggressione russa, la vita viene apprezzata molto di più. Ogni giorno viene apprezzato di più, e piccole cose sono le cose che diventano grandi cose, davvero, perché anche un semplice abbraccio può diventare un ultimo abbraccio, quindi ci si abbraccia più stretti, ci si chiama più i genitori e insomma, ci si sta più in compagnia, si esce di più e si apprezza sempre più il tempo libero. E la cosa molto contraddittoria di tutto questo, che in Ucraina dal 2022 nasce un grande esplosione culturale, e io che adesso sono qui al Festival di Gavoi penso che in Ucraina tra il 2022 e il 2026 sono nati 10 festival di letteratura, perché la gente ha il bisogno e la necessità di ritrovarsi insieme, di scoprire chi siamo, perché ci siamo trovati in questa situazione, di ascoltare l'uno all'altro, di leggere i libri, e quindi c'è questa forte esplosione culturale tra festival di letteratura, di musica, di progetti sociali, di incontri, di workshop, che aiuta, diciamo, a rafforzare la spina dorsale e attraversare questo periodo buio. E a me l'Ucraina, quando ho detto che faceva fatica a respirare nel 22, adesso sembra che sta respirando, però è andata in una specie di modalità risparmio energetico. Facciamo le giuste cose per far durare queste energie sempre di più, perché sappiamo che la guerra potrebbe durare ancora più a lungo, quindi ne vale la pena di distribuire le nostre energie. E questa strategia, secondo me, aiuta molto anche, nonostante tutta la situazione difficile, a vedere il futuro di quale anche parlava Marta, il futuro di Mykolaiv, ma anche il futuro per tutte le città ucraine. Ho chiesto a Jarina, come dire, l'esperienza della quotidianità. A te, Marta, vorrei chiedere l'esperienza della straordinarietà della guerra. In particolare vorrei chiederti sia come l'hai vissuta tu in questi anni
il fronte, le visite nelle città, gli assedi e così via, sia com'è cambiata. È una cosa che è uscita un po' nel corso di questa conversazione, ci siamo già detti tante volte, prima la guerra era così, adesso è cambiata. Cosa significa? Il fronte ucraino è stato per noi giornalisti occidentali il fronte a cui abbiamo avuto più accesso. Abbiamo potuto veramente raccontare e vivere, se non in prima persona, comunque molto da vicino, embedded, si dice, situazioni che altrove c'erano e ci sono precluse. Quindi abbiamo visto la guerra in tutta la sua crudezza, in tutta la sua ferocia, credo, in questi 4 anni e mezzo, sia al fronte sia nelle retrovie. Ovviamente questo ti cambia. L'Ucraina è diventata nel corso di questi 4 anni e mezzo un enorme laboratorio di, sia in negativo che in positivo, di lavoro che viene fatto sia dal punto di vista militare, dell'innovazione militare, quindi droni, quindi risposta e difesa agli attacchi con i droni kamikaze, ma anche un lavoro profondo a livello medico sulla cura delle ferite di guerra, le ferite che si vedono, ma anche delle ferite invisibili. Quindi un lavoro gigantesco anche sulla cura del trauma, che sarà sicuramente, come dire, anche questo farà parte del futuro dell'Ucraina. Quindi anche curare i segni che la guerra lascia anche una volta che si è finito di combattere. Segni che sono invisibili ma che sono profondissimi, soprattutto nei bambini. Yarina raccontava prima il fatto di dover andare a studiare, di dover scendere ogni volta nei bunker, di dover andare in metropolitana, di studiare nelle scuole sottoterra. Si è creata anche questa dimensione di vita sottoterra dell'Ucraina, molte fabbriche sono state spostate sottoterra, le scuole, gli ospedali anche. E questo ovviamente ha cambiato anche il nostro modo di raccontare, lo ha cambiato sia per quanto riguarda appunto il racconto della vita quotidiana della guerra, ma anche per il racconto del campo, della dimensione militare, che al di là delle mappe, al di là delle analisi militari strategiche che si fa, è poi fatta del racconto anche dei soldati che, ragazzi di 30 anni, che in parte sono andati a combattere volontari, in parte no, perché c'è anche questa dimensione, no, dell'obbligo. La guerra ti costringe a morire, ti costringe a fare delle cose che altrimenti non faresti. E un cambiamento proprio anche della dimensione della guerra, che diventa a tutti gli effetti una guerra ibrida, quindi fatta anche molto di immagine, anche molto di impatto psicologico sulla popolazione, i droni kamikaze, il rumore che fanno fortissimo di questi, che poi sono l'evoluzione banale delle barrel bomb che usava il regime siriano contro i sunniti, quindi sono alla fine pieni di esplosivo, fatti fabbricati per fare un numero di morti che non deve essere necessariamente altissimo, ma deve proprio terrorizzare, deve fare paura. E cambia il modo di raccontare anche al fronte, perché da prima linea, seconda linea, come dicevo prima, terza linea delle trincee, il campo di battaglia diventa questa enorme kill zone, la chiamano, dove appunto si muovono droni pilotati da soldati che stanno nascosti altrove, magari anche a decine di chilometri di distanza, ma kill zone e fasce di 40 chilometri dove qualsiasi essere vivente, che sia un militare, che sia un civile, che sia un giornalista o che sia anche un animale, è un target. E quindi il fatto che nessun luogo è sicuro, questa è la dimensione in cui entri, e chiunque è un obiettivo. E questo ovviamente pur essendo appunto guerra ibrida, guerra fatta di droni, guerra fatta con la tecnologia, in realtà rende la guerra ancora più feroce, rende la guerra ancora più terribile. Quindi credo sia cambiato anche questo. Noi stessi abbiamo cambiato abitudini, noi reporter abbiamo cambiato abitudini, ad esempio non si va più in postazione se non se il cielo è coperto all'alba oppure di notte, perché comunque si è spiati, si è
si è individuati e individuabili in qualunque momento, anche a distanza di chilometri, e questo ovviamente cambia anche la tua dimensione psicologica poi di lavoro quotidiano, no? Del fatto che non sei più in una dimensione dove puoi trovare dei luoghi sicuri. Luoghi sicuri non ce ne sono più, come anche nelle grandi città, appunto. Yarina raccontava prima dei bombardamenti massicci su Kiev, no? All'inizio tendenzialmente era difficile pensare che eravamo abituati a essere più esposti quando eravamo in Donbass, quando eravamo vicini alla linea del fronte, ora no, ora anche un albergo dove vanno i diplomatici o i giornalisti più famosi a Kiev diventa un obiettivo, anche il monastero patrimonio dell'UNESCO, quindi anche la labbra che è un simbolo anche dell'ortodossia, quindi anche della religione diventa un obiettivo. E quindi insomma una guerra che sì viene definita appunto ibrida, ma che di ibrido poi ha ben poco in realtà nel quotidiano, quando senti il drone kamikaze, il drone Shahed che si schianta, è tutt'altro che ibrido. Marta, vorrei rimanere ancora con te e vorrei provare a farti una domanda che diciamo si stanno facendo in tanti ormai da tanto tempo. La guerra sembra bloccata ormai da tantissimo tempo. Il fronte è fermo, ogni tanto la Russia rosicchia qualcosina, ogni tanto l'Ucraina rosicchia qualcosina indietro, però il fronte è fermo. C'è questa kill zone appunto dove volano i droni. Siamo davanti a un conflitto che è destinato a rimanere in qualche modo congelato, o vedi una via d'uscita? È la domanda da un milione di dollari. È la domanda che si fanno tutti e che fanno tutti. Quando finirà? Il tema credo forse vederla in un'altra prospettiva, cioè vincere una guerra nella nostra epoca è impossibile, non si vincono le guerre. E quindi già nel momento in cui l'hai iniziata e la inizi e dai il via è una sconfitta. Quindi non è tanto secondo me il dirsi quando finirà, è il cercare di limitare i danni, il cercare di contenere il più possibile i danni, appunto sulle nuove generazioni, sui bambini, sui giovani che devono studiare, cercare anche di trovare un modo di convivere con questa situazione. Dal punto di vista diplomatico siamo a zero in questo momento, anche perché Trump si è sfilato ed è la palla nelle mani dell'Europa inevitabilmente. Deve decidere l'Europa cosa vuole fare, dobbiamo decidere noi se vogliamo, come dire, non lo stiamo decidendo, stiamo tentennando e quindi questo prolunga ancora e più va avanti, credo, e più l'Ucraina diventa nodale e fondamentale. Cioè più si rende chiaro che, secondo me, l'Europa senza l'Ucraina non sopravvive dal punto di vista militare, della sicurezza. Credo che questo sia un dato. Dopodiché, ovviamente, la speranza è quella che si riesca a risolvere sul tavolo diplomatico in qualche modo, ma allo stato attuale, poi sentiamo anche cosa ne pensa Yarina, che lo sa sicuramente meglio, che gli spiragli io sinceramente non ne vedo. A questo punto faccio la stessa domanda a Yarina. Infatti non sono una giornalista, sono una scrittrice e la mia visione è più che i confini dell'Ucraina con la Russia, confini geografici non possono essere spostati. E noi che abbiamo vissuto quasi 300 anni sotto il dominio russo e siamo arrivati al 2022, a questa invasione feroce, questa guerra moderna che di nuovo minaccia il nostro futuro, e quindi per me il problema è molto più complesso, perché le generazioni future ucraine che saranno, come ha detto Marta, e lo ha detto veramente bene, perché la guerra lascia i segni non soltanto visibili ma anche invisibili, e le ha già lasciate per generazioni a venire, perché se pensiamo, ho un'amica con un bambino che a 2 anni sa esattamente che cos'è andare in un rifugio, non fa assolutamente capricci
e quindi un bambino che cresce già con una realtà diversa. E quindi per me questa è la questione su noi popolo ucraino come faremo a convivere in futuro con il popolo russo da quale non vediamo alcuni propositi per aiutarci a fermare la guerra. Quindi per me questa dimensione è molto complicata e molto difficile e la vedo veramente grigia per le generazioni future sul fatto di perdonare o sul fatto di rapacificarsi, sul fatto di cominciare a trovare un dialogo. E quindi io guardo più su quella prospettiva perché avendo scritto un romanzo che racconta quasi 100 anni di storia dei rapporti tra la Russia e l'Ucraina, so sicuramente che ne ci saranno altri romanzi scritti in futuro di altri 100 anni di questi rapporti. E quindi sul livello politico, sul livello attuale di quello che si parla, insomma, anche nei giornali ovviamente, lascio lo spazio a parlare a chi più esperto sicuramente di me. Io lavoro nell'ambito diverso e vedo nel passato un grande diciamo errore che è stato fatto, ma non soltanto è stato fatto dall'Occidente, e il fatto che arrivando nel 2022 nel mondo si conosceva e si sapeva poco dell'Ucraina e avete cominciato a scoprire l'Ucraina a partire dal 2022 ed c'è un perché ci sono state le politiche mirate dell'impero russo, dell'Unione Sovietica di non far conoscere la storia di 15 stati che facevano parte dell'Unione Sovietica, ma di far passare tutto come solo la Russia. E per me una delle risposte per il nostro futuro è conoscerci meglio, conoscere uno l'altro meglio. E questo è anche l'auspicio del mio libro, l'auspicio per il futuro, di conoscersi meglio, di guardarsi meglio, di trovare i punti di ritrovo tra le nostre storie comuni, tra la storia per esempio ucraina e italiana, che ce ne sono. Ieri infatti con i colleghi abbiamo parlato del film Girasoli, girato da De Sica nel 1970, forse lo conoscete, ma è stato girato in Ucraina, non in Russia, però in quel film l'Ucraina è stata spacciata come la Russia e tutte le tradizioni ucraine che sono state lì rappresentate visivamente come semplicemente il nostro ricamo storico sono state spacciate per la Russia. E quindi ci sono tanti punti di ritrovo tra la storia dell'Ucraina e dell'Italia e secondo me conoscersi meglio, informarsi meglio, fidarsi dei giornalisti come Marta che ci aiutano a capire l'attualità, ci diciamo restringe il campo dell'arrivo dei fake news, delle manipolazioni e questo, visto che stiamo parlando anche di una guerra ibrida, come ha detto Marta, che non passa soltanto sul campo di battaglia, ma è molto concentrata sull'informazione, perché chi ha l'informazione è il re, e quindi dobbiamo diventare sempre più resistenti a queste minacce ibride, soprattutto informatiche, e per diventare resistenti dobbiamo conoscersi meglio e quindi il mio auspicio è per futuro per conoscere meglio uno l'altro e per ridurre lo spazio di manipolazioni e fake news. A questo punto, visto che abbiamo parlato di informazione, vorrei chiudere con Marta e chiederti, come dire, appunto, la guerra in Ucraina, non soltanto quella in Ucraina, poi l'abbiamo visto successivamente con Israele e la Palestina, però viviamo ubriacati di opinioni, no? E tu invece la guerra la racconti andando a vedere. E volevo chiederti se ci puoi spiegare la differenza, cioè
quando vai lì e vedi cosa succede e unisci i puntini perché li vedi, cosa cambia? Cambia che il tentativo è quello di dire con l'intelligenza artificiale, con i droni, posso fare tutto, posso controllare il campo, posso manipolare, come diceva Iarina, posso manipolare l'opinione pubblica, ma se tu metti occhi e cuore e cervello umani a guardare e a raccontare le cose, questo fa la differenza, perché non ti permetto, non ti lascio, seppure a livello umano ovviamente noi abbiamo sempre una visione parziale delle cose, cioè non è che i giornalisti che vanno sul campo hanno la verità in tasca, è molto difficile, però la dimensione appunto umana, la dimensione anche emotiva, la dimensione del raccontarti che cosa significa vivere, anche solo far spiegare a una madre, far spiegare a un bambino, far spiegare a chi la guerra non l'ha scelta che cosa significa vivere in guerra, secondo me può sembrare banale, ma ha un valore anche di prevenzione in qualche modo. Alla presunzione cerco di dirmi, spero che non accada mai più in qualche modo. L'altra questione fondamentale, e questo l'abbiamo visto sul Medio Oriente soprattutto, è il fatto che se tu vai sul campo e raccogli anche solo 3 storie, che non sono la totalità delle storie, che dimostrano l'esistenza di un crimine di guerra, fai un lavoro che permette, spero permetta, un domani di dare giustizia, e solo attraverso la giustizia, anche questo sembrerà banale, si può arrivare a una pace. Altrimenti non ci arrivi, questo lo dimostrano, come dire, anche i conflitti del passato. Quindi penso che sia questo il senso, per me almeno è quello, cioè non è andare appunto a cercare l'adrenalina del campo di battaglia, che sì, è interessante da raccontare, i droni e la parte tecnologica, però fino a un certo punto, perché poi è sempre, come dire, la stessa cosa che si ripropone, ma per me appunto è tenere viva quella parte, quella dimensione umana. Lo diceva Marie Colvin, che è una giornalista che è morta in Siria, il dare voce a chi non ce l'ha. Per me questo è il senso. Abbiamo tempo per una domanda. Al braccio più veloce. Laggiù. Buongiorno, io ci tengo a ringraziare le 2 autrici per questa preziosa testimonianza che hanno portato qua al festival, e volevo chiedere loro questo. Un dato saliente della guerra tra Russia e Ucraina è quello delle diserzioni. Il numero di disertori, di renitenti alla leva, sia nell'esercito russo sia nell'esercito ucraino è molto alto. Tra gli ucraini si contano più di 200.000 tra renitenti e disertori. È notizia di qualche giorno fa che l'Unione Europea ha deciso, viva Dio, di rinnovare la protezione internazionale agli ucraini che si sono rifugiati in Europa, ma pare che stia pensando a una deroga per coloro che hanno rifiutato le armi, che sono scappati dall'Ucraina per non dover combattere. Vorrei chiedere alle 2 autrici, voi avete raccolto qualche testimonianza di queste storie di uomini e donne coraggiosissime che hanno messo a rischio la propria vita per fuggire e non imbracciare il fucile? Allora, uno dei problemi più grandi dell'Ucraina è proprio la mancanza degli uomini, perché il fronte non può resistere senza gli uomini. E come ha detto Marta, che qualsiasi guerra è anche un richiamo alle armi. Vorrei però precisare che non possiamo mettere
il segno di uguaglianza tra i disertori russi e i disertori ucraini, perché l'esercito russo è un esercito invasore che viene in un posto diverso a sconfinare e a invadere. L'esercito ucraino è un esercito di resistenza che cerca di respingere il nemico. E l'esercito ucraino di resistenza è anche un esercito che non ha mai cercato la guerra, che non si è mai preparato alla guerra. E l'esercito ucraino oggi non è un esercito professionale, è un esercito che è cresciuto, e le persone che ieri facevano parrucchieri, panettieri, gelatai, oggi sono i militari. E accanto alle storie che lei ha definito valorose di non imbracciare l'arma, ci sono anche le storie valorose delle persone che l'hanno imbracciata per scelta. Un mio amico si è arruolato 2 giorni fa ed è diventato papà 1 anno fa, e quindi anche queste sono le storie valorose. E cioè, per dire non imbracciare l'arma in Ucraina significhi di poter non essere più domani, perché se il fronte ucraino crolla perché non ci sono gli uomini, significa che l'Ucraina cade in occupazione russa, e l'occupazione russa prevede arresti, stupri, umiliazioni e cancellazione totale dell'identità ucraina. Sono le scelte personali delle persone, non possiamo costringere a combattere le persone che non lo vogliono fare. E infatti adesso in Ucraina si cerca di organizzare una legge su mobilitazione diversa, perché ci sono stati vari proposti di legge che sapevano gestire, che avrebbero saputo gestire la situazione, perché le persone che sono state arruolate nel 22 o che sono andati volontari, ovviamente nel 26 sono stanchi e devono essere cambiati, perché anche loro vogliono tornare dalle loro famiglie e avere una rotazione. E quindi questa legge ci si pensa, insomma, perché gli uomini ucraini, il numero degli uomini ucraini è quel che è, e quindi ci si pensa come possiamo all'interno dell'Ucraina di lavorare e di resistere in termini comunque di scelte personali, eccetera. Perché una poetessa ucraina, Svetlana Povaliaeva, i suoi 2 figli maschi sono arruolati volontari e lei ha perso 2 figli. E una madre che ha perso 2 figli non puoi andare a dire che il figlio che non vuole arruolarsi è un figlio coraggioso. È una situazione molto complicata, e i maschi ucraini oggi vivono sotto una pressione enorme, perché i maschi che non sono sul fronte vengono anche visti male dalla società, cioè cosa fai qui? E devo dire che è un problema nostro interno che dobbiamo risolvere, e non è facile soprattutto quando proprio a essere minata la tua propria vita. E quindi, insomma, è difficile sia per lo Stato a gestire questo sistema, cioè questa situazione, questo problema. È difficile per le persone di gestirla. Infatti, per esempio, se non mi sbaglio, in primavera dell'anno scorso Zelensky aveva fatto questa mossa dicendo di non arruolare i maschi sotto i 22 anni e di poter far uscire i maschi tra 18 e 22 anni fuori dal confine. 400.000 se ne sono andati e non torneranno, ma 400.000 è anche una forza in retrovie che possa aiutare, perché sono anche le persone che lavorano nei DSNS, cioè dei servizi che aiutano a smantellare dopo i bombardamenti pesanti, perché le donne non possono fare tutto. Non dobbiamo anche dimenticare che il 15% dell'esercito ucraino sono donne, e io ho
2 amiche arruolate volontarie, una che è madre di 4 figli, è una medica volontaria, l'altra che è diventata da poco pilotessa dei droni, e lei dice che si sente più al sicuro sul fronte perché sente di fare qualcosa. Dice, al posto di aspettare a Kiev la morte, che mi arriva un missile, almeno vado lì e sento di avere il mio destino nelle mani. Quindi le storie degli ucraini sono storie diverse, sono le storie di persone coraggiose che vanno sul fronte, si arruolano volontari, sia maschi che femmine. Sono anche le storie di persone che non lo vogliono fare, è anche scelta personale, perché non possiamo chiedere alle persone anche di uccidere le altre persone. Quindi la situazione ucraina è molto più complicata rispetto per esempio alla Russia, dove io non vedo tentennare, non vedo questa rivolta nell'esercito di dire non voglio andare a ruolare e quindi rivoltiamoci tutto e quindi anche fermiamo la guerra. Loro vanno nell'altro paese a uccidere le persone civili. Quindi anche, ripeto, mettere lo segno di uguaglianza per me è inaccettabile. Devo aggiungere sinceramente ben poco, appunto, tenere a mente che dal nostro punto di vista di Europa, vecchio continente, nato, cresciuto in pace, è un discorso. Per noi la leva è un tema, come dire, che consideriamo archiviato, la leva obbligatoria. Questo lusso non è concesso e non è permesso a tutto il mondo. E su questo forse dovremmo interrogarci. Personalmente, avendo visto i treni che arrivano carichi dei corpi dei soldati morti al fronte, mi sento di fare un passo indietro e di anche riconoscere che quei giovani che sono morti, e sono sicuramente, tra di loro ci sono sicuramente persone che si sono arruolate volontarie e persone che non sono andate volontarie, questo lo dobbiamo tenere a mente, ma a maggior ragione di fronte a quei corpi, di fronte a quei vagoni, ricordarsi che quelle persone, quei giovani sono morti anche per difendere la nostra di libertà e che i due sistemi non sono uguali. Questo è da tenere bene a mente, perché di là, se senti poi, se vai quel poco che possiamo sapere e verificare, un dato che mi è stato raccontato più volte, più confermato, non raccolgono i corpi dei caduti sul fronte non solo per non dare conto del bilancio delle vittime, ma anche per non risarcire le vedove. E questo dà l'idea di che cos'è il sistema dall'altra parte. Sono due sistemi diversi. Da questa parte invece c'è un sistema che comunque, nonostante le difficoltà, nonostante le fatiche, cerca di raccogliere corpo per dargli un nome. Quindi forse farei una riflessione anche quando si dice, e poi sicuramente anche un discorso su di noi, un ragionamento anche su di noi penso vada fatto. Capisco che sia un tema scivoloso e sia un tema complesso, ma non è che, come dire, il lusso che noi abbiamo lo dobbiamo dare per scontato. Ecco, in questo senso credo. Aggiungo un'ultima cosa. Ieri giusto con i colleghi stavamo parlando delle alternative al presidente Zelensky e la persona, cioè l'unico candidato diciamo, che ha la percentuale molto alta in Ucraina come consensi è il ex capo dell'esercito, l'ex capo supremo dell'esercito, che oggi è l'ambasciatore dell'Ucraina in Inghilterra, si chiama Valery Zaluzhny, è il capo dell'esercito che è risaputo che è stato quello che ha fatto di tutto per conservare più vite umane sul fronte. Quindi vediamo che comunque anche l'idea degli ucraini è conservare più vite umane. I libri di Marta Serafini e Jarina Gruscia li trovate nel punto vendita. Io vi consiglio di prenderli perché sono fatti l'uno per l'altro. Le due autrici saranno qui sotto a firmare le vostre copie. Grazie.
Grazie Eugenio, grazie per le Grazie domande. Eugenio, grazie per accoglienza.